Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il secondo tentativo con la rottura di Numero Zala Barman, la 1, velocità Zala da parte di Barman, Azalea Jet, mentre squalificato. velocissimo output pressure, sbaglia Nina, è velocissimo output pressure che va, scusate, Boys Going In che va a chiedere strada e passa a condurre nei confronti di Azalea Jet, mentre in terza posizione c'è Zambana a precedere Axel Nib, di fuori è rimasto Numero Special 4, Matto. Annina, squalificato. E così in vantaggio Boys Going In, partito fortissimo dal secondo Numero nastro, è andato 15, subito a condurre. Beren, squalificato. In seconda posizione Azalea Jet a precedere Zambana, quindi Axel Nib sempre avanti a Striker, poi ancora Bump It Off West, mentre all'esterno c'è sempre Special Matto che però non progredisce, 600 in 45,7. Rimangono così in coda Murabel e Blasco Real. Intanto il battistrada Boys Going In si permette 800 metri in 1:1. La puntata in avanti da parte di Murabel che risale il gruppo, si porta diretto contatto dei primi. In seconda posizione allo steccato è sempre Azalea Jet a precedere Zambana, quindi ancora Axel Nib a precedere Striker, Special Matto, Blasco Real, Zico allo steccato. Davanti alle tribune in totale controllo Boys Going In nei confronti di Murabel di fuori, Azalea Jet allo steccato, Striker che va a fare la seconda pariglia anticipando le mosse di Zico. Sulla curva di destra continua in controllo il battistrada Boys Going In che porta a casa un altro paletto in 15,3 e si continua a mantenere in netta evidenza. Muove in mezzo alla pista Zico che aggira Murabel e cerca di portarsi sul battistrada, il quale accelera il comando. Azalea Jet sempre seconda allo steccato avanti a Zambana, poi gli altri con Blasco Real che prova a muoversi in mezzo alla pista, 2-4, 2-1 e mezzo il miglio, e in vantaggio in controllo Boys Going In, sbaglia Azalea Jet, Zico Numero 5, che Azalea prova ad accodarsi Jet, in schiena a squalificato. Boys Going In che entra in retta arrivo in vantaggio con un paio di lunghezze. Boys Going In che accelera nei confronti di Zico, poi Zambana, quindi Blasco Real in vantaggio. Boys Going In, a largo Zico che insiste, Zico che va sul leader, ma Boys Going In porta a casa la vittoria nei confronti di Zico. Poi Zambana, Blasco Real, Axel Nib, 1:15,9 il ragguaglio cronometrico, 29,4 la chiusa per il percorso di testa nonostante rendesse 20 metri di Boys Going In. Tommaso Gambino in salchi per il training di Mele Ossani e Nicolò Venturi, i colori di André Farrugia. La vittoria del numero 12 Boys Going In che porta a casa il successo. Io avevo rivisto il film della corsa di ieri con Output Pressure, questo invece è Boys Going In, la connection è la stessa, il risultato è lo stesso.